Siamo con Tommy Ruzzante, coordinatore regionale Rete degli Studenti Medi. Parliamo della protesta di oggi, siete tutti uniti in un'unica protesta, dite basta, quali sono le vostre ragioni? Oggi sono scesi più di migliaia di studenti in tutto il Veneto insieme alla CGIL e alla UIL nello sciopero generale, perché dobbiamo smetterla di vedere il mondo della scuola diviso dal mondo del lavoro. Abbiamo un governo che sta facendo due riforme, la buona scuola e il Job Act, che non vanno minimamente a colpire quelli che sono i problemi dell'Italia. Abbiamo una disoccupazione giovanile che supera il 40%, abbiamo i NEEL, cioè le persone che non studiano e non lavorano, che crescono sempre di più, e siamo il paese che forma meno laureati e che ha una dispersione scolastica sempre in aumento. Non è possibile che il governo non discuta di queste cose, non è possibile che tratti di questi temi senza andare a discuterne con chi vive concretamente nella scuola, con chi vive concretamente nel mondo del lavoro. Oggi i sindacati sono scesi per far sentire le proprie voci e insieme a noi stiamo portando avanti una battaglia per i diritti, per la dignità, per il lavoro, per l'istruzione, per il nostro futuro. Siamo scesi sotto lo slogan "Costruiamo il futuro" come Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari. Per i giovani che futuro si vede? I giovani purtroppo hanno un futuro all'estero, hanno un futuro precario, hanno un futuro in cui vedono una situazione peggiore di quella dei propri genitori. Questo non è assolutamente accettabile, non è assolutamente pensabile che in Italia non si attui delle politiche che facciano venire i cervelli dall'estero qui, ma che li facciano solo scappare. Noi siamo in piazza per chiedere che ci sia una miglior connessione fra il mondo della scuola, dell'università e il mondo del lavoro.